Nel bagliore di un'imminente estate, vasti campi ondeggianti si piegano ad un vigoroso levante che conduce il passante verso una fitta foresta. Chiome d'alberi rumoreggiano di giganti di arenaria che custodiscono un intricato sistema di grotte. Che si tratti di cunicoli, di fessure o di caverne, il buio, in tutte le sue forme, conserva antiche memorie di un passato enigmatico. Incamminatevi senza indugio e seguite il richiamo dell'ignoto. Mamerlen deriva da due parole. Mamer, il nome del fiume che scorre nelle vicinanze, e lei, un termine arcaico che significa roccia. Incontriamo la prima e la più meridionale delle grotte. La parte anteriore è costituita da una grande sala con due ingressi aperti. Seppur di origine naturale, la caverna è stata fortemente antropizzata, subendo importanti modifiche strutturali. Di facile accesso e ad altezza d'uomo, viene frequentemente visitata, a volte persino utilizzata per pernottamenti. Ne segue una seconda parte molto meno conosciuta e poco visitata. Si tratta di una diaclasi imponente che si sviluppa verso il basso, facendo raggiungere la grotta una profondità di circa 20 metri. L'esplorazione di questa zona è fortemente sconsigliabile. Sebbene sia possibile esplorarla senza l'utilizzo di una corda e di equipaggiamento speleologico specifico, il rischio di caduta massi è abbastanza alto. Come in ogni grotta che si rispetti, anche questa è stata oggetto di tante leggende. La più diffusa fu quella che la voleva talmente profonda, da ricongiungersi coi sotterranei del vicino castello di Schönfels. Leggende a parte, il legame tra il castello e le grotte vicine sembra essere fondato. Studi condotti nel 1861 confermano che gli strati di pietra più bassi e quindi più antichi della torre di difesa del XII secolo provengono senza dubbio dalle caverne del Mamerlen.